Flavio, una grande lampada per una grande terra. Sì, è un gesto simbolico, è un tributo alla mia terra, alla mia isola che è stata colpita da una tragedia che nessuno poteva immaginare. L'idea è nata parlando un po' con l'amico Gabriele Cestra della Leucos. È un'iniziativa che avevamo fatto, in maniera analoga a favore di una clinica di Padova e devo dire che ha dato dei benefici importanti. Per me la lampada ha un significato perché ci permette di focalizzare la nostra attenzione, di mettere in luce il rapporto che ci lega alla natura e anche il rispetto che le dobbiamo. L'opera è elaborata su 2 livelli, su 2 piani. Un piano, astratto, dei segni che sono quasi delle ferite, no? Quindi rappresentano un po' la sofferenza, il dramma di questo momento e si rifanno all'archetipo della Dea Madre, quindi al tema dell'accoglienza, della fertilità. Poi c'è un secondo livello, che è un livello invece un pochino più figurativo, simbolico, dove ci sono alcune delle immagini che per me hanno un'aurea particolare e che esprimono le mie sensazioni davanti a questo disastro, davanti a questo dramma. L'idea è di fare una sorta di, lo chiamiamo roadshow, che permette all'oggetto di essere presentato in diverse sedi, da Milano a New York e così via, e tornare qui dopo l'asta, e il ricavato di questa opera deve essere ovviamente il più alto possibile, ce lo auguriamo, e deve andare a favore di una scuola che è andata distrutta purtroppo a Olbia a causa dell'alluvione. C'è una frase che si rifà al canne al vento di Grazia Deledda. Il canne al vento in questo caso diventa metafora di questo rapporto, del rapporto con la terra. Canne gli uomini, vento la sorte che le piega, le schianta o le curva perché si rialzino più salde.